Ricordate Woodstock? Ecco, di questi tempi non si fanno neanche più i sit-in, si fanno praticamente i picnic, nel senso che la diffusione mediatica totale, planetaria, è diventata talmente capillare che chiunque vale uno, come dice Beppe Grillo, mi smerda a livello politico, però vale uno, ma vale anche un po' di confusione. Ecco, oggi invece io ho una band granitica che porta nel DNA la Sardegna, nell'accezione quella più nobile del termine, perché loro sono i Rockeddas. Amici, vi raggiungo subito, Rockeddas per tutti, buongiorno, buonasera, salve ragazzi, ciao, eccoci qua. Amici, voi fate un genere musicale che oggi è assimilabile a quale corrente? Insomma, a quella di Elio Le Storie Tese, un pochino così, vi dicendo. In sardo avete dei brani anche vostri. Sì, abbiamo alcuni pezzi già pronti, abbiamo 2 demo pronte, l'ultima della quale è registrata ieri. Abbiamo registrato 5 pezzi, contiamo entro il nuovo anno di far uscire anche il nostro primo CD. Ecco, io ho notato nel web che qualcosa esiste di vostro e ho visto anche che voi due siete coloro i quali curate la parte, diciamo così, più creativa. Rockeddas perché? Dalla stregua dei vari gruppi sardi che comunque hanno caratterizzato questo genere, tipo i Bandaveni o roba varia. Volevamo trovare qualcosa di forte, quindi il nome è pieno di doppie. Quindi RKS, tutte doppie. Ricorda il rock and roll, eccetera. Esatto. Fantastico, chi si ricorda e chi è partito dai Bandabeni, come diceva lui, sa chi erano ovviamente. Che ricordo hai dei Bandabeni? Allora, io dico la verità, li ho conosciuti comunque seguendo l'inizio di questo gruppo, però è stato comunque un impatto molto forte e molto bello perché portano avanti comunque la musica, un bel rock, un bel suono con la nostra lingua e questo dà un valore aggiuntivo al tutto. Perché la lingua sarda ultimamente sta andando sempre più a scemare, soprattutto tra i giovani. E il nostro intento in qualità di band e in qualità di band sarda è quello di cercare di riportare ad alti livelli il nostro sardo. E oggi come oggi una band, una formazione così giovane, sono a media d'età di chi è il più anziano? Allora, il più anziano è il cantante. Ecco, il più anziano, il E il cantante più piccolino è questo ragazzo qua, che ha 17. 17 anni, non me quindi lo ricordavo, dico la verità. uscirai in video con un bollino, no scherzo, ti pubblichiamo comunque. Allora, Da questa parte, ok. dunque, quello che mi chiedevo io è questo, di questi tempi gente così giovane che si appassiona alla musica, una musica ovviamente prodotta in casa e soprattutto al parlare sardo, è un po' una furbata o è... Allora, no, in realtà volevamo soltanto, diciamo così, rompere un pochettino gli schemi. Poi ci siamo avvalsi di queste 2 personalità, ok? Sono 2 amici tra di loro, comunicano benissimo sia insomma nel personale sia sul palco, infatti hanno quest'unione perfetta, in più si può dire dicono una marea di scemenze, quindi la cosa aiuta sul palco, insomma proprio fanno ridere, c'è un lato comico che ecco, come possiamo dire, è anche un pochettino a capo, ok, di questa iniziativa qua. Mentre invece per quanto riguarda il punto di vista musicale volevamo creare più un genere che andasse più sulla tastiera e sul basso, ok? Infatti le parti di chitarra potremmo definirle marginali, ecco, in questo senso. Quindi praticamente il gioco è retto da me e l'altro ragazzo, ok? Fantastico, tu insomma quando dice tua madre sto uscendo con il Rockedda, tua madre che dice sono contenta. No, vabbè, è tranquilla anche perché lui è mio fratello e quindi non c'è problema. Siete in famiglia. Torno tardi, sì. Se sapete di chi cresce a barba tu. Vabbè, l'ultimo elemento è questo irlandese qui che si chiama tu sei irlandese? Irlandese da quarto. Insomma ragazzi, noi non vediamo l'ora di vedere nella pratica cosa fate, cosa ci consigli, qual è il brano che potresti farci sentire? Allora, qua è dura. Ce ne sono 2 davvero belli. Zacca. Uno è Figo Murisca. Figo Murisca.
Vamo camminante entro un campo de figo morisca. Ma con cabascia e mani in bucciacca, io proprio atrás alle genti losca. E ci fiamo a pasca, scalando scaloni dei tutti all'osca. Su soli voti, momento e posceri, donne risorse che non è poderi. Offendi che non ha, appendi caso di avvoda e chi ne mi sfotta. C'è tu supino e pighe di mia cocca, ma certo punto intendo voci da femmina. Intendo voci da femmina, oh yeah, intendo voci da femmina. Ragazzo ci trarai femmina, oh yeah. Mi vonga ci cai, sta femmine serio se un lagano fai. Più si andava, sta voce grossara, attenti e subito, offendi. Io sbottino su di fuoco, la semi stampo su dove è passato. E subito, galenti, di onori now, da femmo ambienti. C'era un tipo scuro in estate pa, con una voglia de figo, morisca. Sempre più forte, una piara scurente. Si domando il ragazzo s'affende.